Allora, salve a tutti, mi trovo presso l'incrocio semaforico di Sumaga e mi sto dirigendo verso via Noiare perché da domani, giovedì 22 dicembre 2022, si potrà transitare lungo il sottopasso posto sotto la linea ferroviaria Trieste-Venezia. Ecco, fino ad oggi invece si deve transitare lungo via Noiare e quindi attraversare due passaggi a livelli, che è quello che mi accingo a fare. Quindi attraverserò i due passaggi a livello ancora aperti che ci sono in via Noiare, non appena qua verrà il verde. Ecco. Adesso ci dirigiamo verso il centro di Sumaga, frazione di Portogruaro. Qui sulla sinistra c'è la chiesa, l'abbazia di Sumaga, ma a noi interessa andare verso il centro di Sumaga. Qui c'è la piazza dei Bortoli, la casetta dell'acqua a destra. Adesso noi all'incrocio qua dobbiamo svoltare a sinistra. Quindi adesso ci accingiamo a passare il primo passaggio a livello, quello della linea Portogruaro-Treviso, che rimarrà attivo fino all'anno prossimo, fino a dicembre del 2023. Eccolo qua. Mentre più avanti qua c'è il successivo passaggio a livello, però qui sulla sinistra si intravede già la strada, la bretella che collega il nuovo sottopasso ferroviario, quasi tutto ultimato. Ok, qui invece c'è il passaggio a livello della linea Venezia-Trieste di cui vi avevo parlato prima. Le sbarre sono chiuse, io spengo il motore anche per non inquinare, anche perché l'attesa sarà abbastanza lunga. È un'attesa che i residenti di Sumaga ormai sono abituati. Sarà da aspettare sicuramente almeno 4-5 minuti, se non di più. E cosa dire? Per domani era prevista l'inaugurazione del sottopasso ferroviario della linea Venezia-Trieste, ma questo pomeriggio è arrivata dal comune di Portogruaro la notizia che viene tutto quanto rinviato per improrogabili impegni istituzionali. Tradotto probabilmente significa che il sindaco di Portogruaro o qualche altro esponente politico, amministrativo della regione, del comune, non si sa, ha degli impegni e non può essere presente all'inaugurazione. Tenete conto che oggi il sindaco di Portogruaro, assieme ad altri sindaci del Veneto orientale a Roma, sono andati ad incontrare il presidente della Repubblica Mattarella affinché il presidente dia loro una mano per accelerare i tempi della realizzazione della terza corsia A4 nel tratto che va da San Donà a Portogruaro. Probabilmente magari il fatto che oggi il sindaco è a Roma e che non ce la fa per domani a essere qui a Sumaga può essere uno dei motivi che ha spinto
l'amministrazione comunale a rinviare questa inaugurazione. Comunque quello che è importante è che a partire da domani il sottopasso sarà agibile, mentre la strada che adesso sto nel posto in cui sto adesso diventerà una strada chiusa e il passaggio qui a livello rimarrà con le sbarre sempre abbassate, non si alzeranno più, perché appunto la gente dovrà usufruire del sottopasso qui a fianco a sinistra. Intanto qua aspettiamo che passi il treno e, come vi ho detto, l'attesa non è breve, un'attesa che chi è abitante di Sumago o chi comunque deve transitare da Sumaga per Concordia e viceversa conosce molto bene. Uno dei problemi che c'era in questa zona era il fatto che se tutti e due i passaggi a livello, cioè questo qui che abbiamo di fronte e quello che abbiamo passato prima, sono chiusi, ovviamente se devono arrivare dei mezzi di soccorso questi non riescono a passare e quindi si crea un problema di sicurezza per le persone e per le cose che sono all'interno di questa zona, che non possono essere raggiunti dei mezzi di soccorso, che possono essere per esempio l'ambulanza nel caso ci sia una persona che abbia bisogno di soccorso, oppure anche i vigili del fuoco se malauguratamente dovesse scoppiare un incendio in questo tratto di via Noiare. Intanto che io sto parlando vedo che dietro di me ci sono degli operai che stanno ultimando i lavori nella bretella che collega questa strada al sottopasso. Stanno facendo le strisce, per il momento le strisce che fanno sulla strada sono strisce gialle, quindi qualcosa di provvisorio, non ancora definitivo. Comunque leggevo che il sottopasso che viene qui, che è stato realizzato qui a fianco, prevede anche un percorso riservato ai pedoni e alle biciclette. Questo per metterle anche in sicurezza rispetto al passaggio delle auto, insomma. Poi anche questa linea ferroviaria che vedete qui davanti a me, oltre a essere quella che collega Venezia a Trieste, ce n'è anche un'altra subito dopo, che è quella, ecco qui il treno che viene da Venezia ed è diretto, ecco, verso treno passeggeri, dalla forma direi che è anche un treno locale, che è diretto verso Portogruaro. Adesso vediamo se si alzano le sbarre, così potremo procedere. Mi pare che l'attesa si stanno alzando, perfetto, quindi possiamo partire e attraversare questo passaggio a livello. Ecco, questo qui sarà una delle ultime volte che si può passare questo passaggio a livello. Come vi ho detto prima, da domani questa qui diventerà strada chiusa e le sbarre rimarranno per sempre abbassate. Quindi questo qui è il tratto di via Noiare che sarà destinato a diventare anche da questa parte strada chiusa, che ha servizio solamente dei frontisti. Adesso invece ci dirigiamo verso la rotondina che darà accesso alla strada che conduce al sottopasso. Strada che poi, la stessa strada, questa qui che sto facendo, porta anche a San Giusto, frazione di Concordia. Ecco, quella che vedete qui in fondo è la rotatoria che porterà al sottopasso già realizzato. A destra andiamo a Concordia. Ecco, qui a destra c'è il sottopasso, la strada che conduce al sottopasso.
mentre adesso noi torniamo a Sumaga seguendo la strada vecchia, quella che ho appena percorso prima, però la faccio in senso contrario adesso. Qui di fronte c'è lo stabilimento della Purina, nella zona industriale di Sumaga con la Purina, ecco. E qui siamo nuovamente in via Noiare e stiamo di nuovo affrontando il passaggio a livello della linea Venezia-Trieste, che ripeto sarà aperto per tutta oggi per poi essere chiuso definitivamente a partire da domani, giovedì 22 dicembre 2022. Qui c'è la stradina sulla destra che porterà al sottopasso e la fortuna ha voluto che troviamo anche successivo al passaggio a livello chiuso, e quindi ci dobbiamo anche fermare e aspettare che venga aperto le sbarre, e ovviamente spegniamo il motore per rispetto e soprattutto anche per non consumare, visto che il gasolio è arrivato a prezzi veramente da urlo, 1,70 € circa al litro. E questa qui invece è la linea ferroviaria che collega Portogruaro a Treviso, una linea che è stata chiusa verso gli anni 60, quando c'è stata una inondazione, mi diceva qualcuno, e poi è rimasta chiusa per decenni ed è stata riaperta verso gli inizi degli anni 90. E appunto anche qui è stato previsto un sottopasso che si trova sempre alla nostra destra, ma questo sottopasso, a differenza dell'altro, non è ancora terminato. Il sindaco Florio Favero ha detto che verrà terminato fra un anno, quindi bene o male a dicembre del 2023 o qualche mese prima. Per cui ci sarà sempre questo passaggio a livello che dovrà essere fatto da chi si deve muovere da Sumaga per andare verso Concordia e viceversa. Anche qua c'è da segnalare la perdita di tempo dell'attesa. Tra l'altro questo treno qui, questa linea ferroviaria qui, a differenza dell'altra, ha un singolo binario, perché anche diciamo, il traffico ferroviario è molto più contenuto rispetto all'altra tratta che va appunto da Venezia a Trieste. Qui stiamo invece dal capoluogo della Marca, da Treviso, va fino a Portogruaro. E spesso ci sono anche treni merci più che treni passeggeri. Certo che comunque è una scocciatura, perché fa perdere un sacco di tempo stare qui ad aspettare che arrivi il treno. Eccolo qua. Qui dovrebbe alzarci subito le sbarre, perché c'è solo un binario, quindi non può arrivarne un altro. Eccola, adesso è aperto. I posti che va a fermarsi proprio qua, pazzesco. Bene, adesso torniamo verso il centro di Sumaga. Avete visto in sostanza come si transita per via Noiari, come si è transitato per via Noiari fino ad oggi, 21 dicembre 2022.
Da domani invece si dovrà anzi utilizzare il sottopasso per la linea Venezia-Trieste. Bene, grazie per aver visto questo video e il prossimo appuntamento, ve lo anticipo già da ora, sarà l'inaugurazione a data da destinarsi, alla quale parteciperò per documentare questo evento che possiamo dire sarà storico, perché sono veramente anni che si parla di questi sottopassi ferroviari qui a Sumaga. L'accordo di programma era stato firmato, pensate, nel 2002, ma è stato più volte aggiornato questo accordo di programma tra Comune, RFI e Regione Veneto, e i lavori sono iniziati solamente nel 2015 per concludersi. Vedete, non sono neanche conclusi adesso, perché una parte sì è conclusa, quella lì del sottopasso Venezia-Trieste, ma l'altra no ancora, e questo per una serie di ragioni burocratiche, la pandemia eccetera eccetera. Grazie per aver visto questo video, al prossimo video, ciao!